Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania il corpo senza vita di una donna è stato trovato, nascosto tra i rifiuti in via Domenico Tempio, omicidio e la pista privilegiata. A Agrigento, cadavere in avanzato stato di decomposizione sulla spiaggia di Punta Bianca trovato da un turista. Potrebbe trattarsi di un migrante morto durante la traversata nei giorni del ciclone Harry. A Niscemi, dopo la riduzione della zona rossa, rimosse le transenne. 700 sfollati rientrano nelle loro abitazioni. Il sindaco Conti, un momento emozionante. Siracusa, ultima tappa del treno del ricordo, a bordo una mostra multimediale per non dimenticare il massacro delle foibe. Voci. Calcio, Palermo nel pomeriggio in campo all'Adriatico contro il Pescara, ultimo in classifica. Rosanero vogliono continuare a correre per la promozione diretta. Catania oggi a Salerno, insegue un risultato positivo per restare in corsa per il primato in Serie C, diretta su Telecolor dalle 13:30. Il Trapani perde in casa 2-0 contro l'Atalanta, under 23. Ben trovati in apertura alla cronaca nera e con la notizia di un probabile omicidio avvenuto a Catania. La scorsa notte il corpo senza vita di una donna è stato trovato in un edificio abbandonato in via Domenico Tempio. La vittima, una donna tra i 20 e i 30 anni, probabilmente dell'Europa dell'Est, presentava lesioni sul corpo, era riversa sui rifiuti con indosso pochissimi vestiti. Non si esclude la morte violenta. Ad avvertire la polizia sono stati alcuni passanti. Le indagini alla squadra mobile sono coordinate dal procuratore aggiunto di Catania, Liliana Todar. E andiamo adesso a Punta Bianca, nell'Agrigentino, dove è stato trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A dare l'allarme un turista, non si esclude che possa trattarsi di un migrante morto durante la traversata nei giorni del ciclone Harry. Sentiamo Davide Sardo. Macabro ritrovamento nella zona di Punta Bianca in contrada Drasi, lungo la costa agrigentina. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto da un turista che stava effettuando un tour fotografico nell'area. È stato lui a lanciare l'allarme al 112. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento e vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri hanno recuperato soltanto la parte inferiore del corpo che risulta priva di alcune parti. Il turista avrebbe segnalato anche la presenza di una carica di benzina nei pressi del punto del ritrovamento. Al momento non ci sono certezze sulle identità della vittima, non si esclude possa trattarsi di uno dei migranti morti durante la traversata nel Mediterraneo proprio nei giorni in cui il ciclone Harry era nella sua massima intensità. Gli accertamenti sono nelle fasi iniziali. La parte del corpo recuperato è stata già messa a disposizione dell'autorità giudiziaria che coordina le indagini per chiarire cause e identità. Una violenta rivolta ha scosso il carcere di Catania con 3 detenuti che hanno preso il controllo della zona isolamento, distruggendo completamente la sezione. Gli agenti sono stati costretti a ritirarsi per motivi di sicurezza, ma l'ordine è stato ripristinato grazie all'intervento del comandante e del direttore. Il sindacato Consipe denuncia il sovraccarico di lavoro del personale penitenziario, chiedendo interventi urgenti per migliorare le condizioni di sicurezza e lavoro nelle carceri. Andiamo adesso a Niscemi, dove oltre un mese di paura e sfollamenti si torna a respirare. Riaperte le transenne su via 4 novembre, la strada che conduce al Belvedere, chiusa dalla frana. Da oggi partono anche i primi rientri nelle abitazioni per circa 700 persone. Sentiamo Gerry Italia. Alle 19 in punto a Niscemi cadono le transenne della zona rossa, via 4 novembre, la strada che porta al Belvedere riapre dopo oltre un mese dalla frana. È un momento atteso, carico d'emozione, il primo segnale concreto di ritorno alla normalità. A firmare l'ordinanza che arretra il perimetro di sicurezza 150 a 100 metri è il sindaco, che guarda a rimuovere personalmente le barriere e poi si commuove. È un momento bello perché intanto riapriamo la via 4 novembre, che è la via del nostro passeggio, è un momento emozionante. Sì. Ci siamo. C'è molta commozione nella tua voce. Sì. Subito dopo la strada si riempie, c'è chi scatta foto, chi si ferma a guardare il Belvedere da lontano, chi chiede già il prossimo passo. Il Belvedere è la cosa più importante per noi. Perché? È una cosa, un sentimento che abbiamo noi di Niscemi. Da domani intanto iniziano anche i primi rientri a casa, per circa 700 persone finisce un mese di sfollamento, tra loro Jessica, madre di 2 bambine. Non vedo l'ora.
Da un lato sì, e poi mi rincuora che mi hanno detto che è tutto tranquillo, verrà monitorata ancora per un po', quindi speriamo bene, speriamo di poter rientrare. A rassicurare i cittadini arrivano Regione e Protezione Civile. L'area, spiegano, è costantemente monitorata e parte anche il piano degli interventi urgenti sulla viabilità. Le risorse ci sono, la scommessa sono i tempi e questa scommessa non intendo perderla, quindi ogni minuto è utile per lavorare e per fare di tutto perché le regole vengano semplificate. Niscemi riparte da qui, da 50 metri di strada riconquistata, un piccolo tratto che vale come un grande segnale di speranza. La cronaca ci porta anche a quello che sta avvenendo nel mondo. Abbiamo raccolto la testimonianza di Daniel, è un ragazzo iraniano che sta vivendo ore di apprensione per gli attacchi di USA e Israele a Teheran. Sono preoccupato, ci ha detto, ora manca internet e non posso sapere come stanno i miei genitori. Tonino De Mana. Stati Uniti ed Israele bombardano l'Iran, che risponde prendendo di mira le basi americane in Medio Oriente. Il mondo è di nuovo con il fiato sospeso per un attacco preventivo, così lo ha chiamato Israele, per rimuovere le minacce nei suoi confronti. Donald Trump ha ribattezzato l'operazione E il ruggito del leone, sostenendo che Teheran stava cercando di ampliare il suo programma nucleare. In Iran le sirene risuonano in tutto il paese, con la popolazione che è stata invitata a rimanere vicino ai rifugi antiaerei. In piazza Verga a Catania incontriamo Daniel, iraniano, tirocinante di intelligenza artificiale. Daniel, quali sono le ultime notizie? Gli attacchi stanno continuando ancora. Noi iraniani non vogliamo guerra, però questa è l'ultima opzione per noi, perché noi non vogliamo questo regime. Sei favorevole all'attacco americano per sovvertire? Sì, maggior parte degli iraniani sopportano questi attacchi perché non c'è altra opzione. La mia famiglia vive in Teheran, quindi adesso non abbiamo internet. Quando hai sentito per l'ultima volta i tuoi genitori? Stamattina, perché il regime stop l'internet, non c'è internet adesso. Dicevi di aver sentito tuo papà proprio questa mattina, cosa ti ha detto? Per fortuna loro sono sani adesso. L'assenza di internet di queste ore lo preoccupa. Nonostante tutto, Daniel non si stacca dal suo cellulare. Maxi sequestro di droga a Catania, 90 kg di cocaina distribuiti in 81 panetti sono stati rinvenuti agli agenti della squadra mobile all'interno di un'auto nel quartiere di Librino. Sono stati arrestati 2 catanesi. Sentiamo Orazio Longo. La droga si trovava all'interno di 3 borsoni voluminosi, come testimoniano queste immagini, trasportati a bordo di un'automobile. 2 catanesi di 43 e 44 anni sono stati fermati dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Catania nei pressi di un complesso residenziale nel popolare quartiere di Librino. I poliziotti hanno così potuto sequestrare 90 kg di cocaina destinata al mercato dello spaccio, dove avrebbe fruttato molto denaro, e ripartita in 81 panetti. All'arresto e al sequestro gli agenti sono arrivati dopo una specifica attività investigativa con un servizio di osservazione e monitoraggio della zona, fino a quando non hanno notato l'autovettura con i 2 catanesi impegnati a scaricare i borsoni dal bagagliaio. Uno dei 2 aveva prelevato anche una busta della spesa che si trovava nella parte posteriore del mezzo. Colti in flagranza, i 2 uomini sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantità. Il carico di droga è stato posto sotto sequestro per la successiva distruzione che avverrà su disposizione dell'autorità giudiziaria. Blitz delle forze di polizia nel quartiere Borgo Nuovo di Palermo. Oltre 50 carabinieri hanno setacciato l'area per contrastare il traffico di stupefacenti e l'illegalità diffusa. L'operazione ha portato alla luce un fitto sistema di illeciti, dalle occupazioni abusive al furto di energia elettrica. In una scuola abbandonata è stata trovata anche una serra con 89 vasi di cannabis, completa di lampade alogene e aeratori. Sequestrate dosi pronte per lo spaccio. Dopo lo stop della concessione all'italo-belga, la geografia della spiaggia di Mondello a Palermo cambierà radicalmente. Chi si occuperà del litorale, che per oltre un secolo è stato gestito dall'italo-belga? Sentiamo il servizio di Marco Gullà. Cosa ne sarà di Mondello? È la domanda che adesso cittadini e addetti ai lavori si pongono dopo la storica revoca della concessione di parte della spiaggia all'italo-belga.
Gli interrogativi sono tanti, come quello di chi si occuperà dei tratti di litorale gestiti dalla società da oltre un secolo, chi provvederà alle porzioni di spiaggia libera. Tutte domande per il momento aperte che potrebbero rimanere senza risposta, anche perché adesso ci saranno da aspettare i tempi del processo amministrativo dopo la procedura messa in atto dall'assessorato regionale del territorio e ambiente. L'italo-belga farà ricorso e ciò allungherà ovviamente i tempi di riorganizzazione da parte dell'assessorato. Ma all'apertura della stagione balneare mancano pochi mesi, un dato da non sottovalutare e che potrebbe stravolgere la geografia della spiaggia mondelliana. L'assessore regionale al territorio Giussi Savarino manifesta fiducia e sostiene che si potrebbe procedere con concessioni a 90 giorni, ovvero affidamenti temporanei per salvare la stagione 2026, offrendo servizi ai bagnanti in attesa dell'adozione e dell'approvazione del PDM, il piano di utilizzo del demanio marittimo, necessario per poi redigere i bandi. Adesso una breve pausa, tra poco. Una pedagogista prestata alla politica. Catania ricorda Maria Badaloni, docente, parlamentare e fondatrice dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici. Sentiamo Tonino De Mano. La visione di Maria Badaloni tra memoria e futuro. Se ne è parlato in un convegno organizzato all'Università di Catania e promosso dall'Associazione Italiana Maestri Cattolici, un evento culturale di confronto finalizzato a fare conoscere l'azione concreta e il cambiamento portato avanti nel dopoguerra dalla Badaloni, cattolica, docente, parlamentare e fondatrice dell'AIMC. Maria Badaloni ci lascia un'eredità di cui siamo orgogliosi come Associazione Italiana Maestri Cattolici, che è stata quella di non solo di ricostruire, ma di mettere al centro soprattutto la persona. Cosa avrebbe pensato dei social? Che probabilmente, sicuramente ci direbbe di utilizzarli in una maniera etica e cristiana. La lotta all'analfabetismo in un mezzogiorno povero, da qui il ruolo cardine della scuola, autentica porta d'accesso al potere economico e sociale. Pensavano ad una missione veramente altissima, quella di ricostruire, insieme a tanti altri fattori ovviamente, un'Italia che era distrutta e ricostruirla nel migliore dei modi, trasmettendo non soltanto tecniche, economia e lavoro come era giusto, ma costruendo persone. L'eredità di Maria Badaloni è ora il contributo degli insegnanti cattolici per garantire e testimoniare una cultura della persona e del bene comune. A Siracusa l'ultima tappa del treno del ricordo, partito il 10 febbraio scorso da Trieste. All'interno una mostra multimediale che ha l'obiettivo di non dimenticare il massacro delle foibe. E adesso sentiamo il servizio di Francesco Aloi. Da Trieste a Siracusa, 11 tappe per non dimenticare il massacro delle foibe ed il viaggio degli esuli istriani, fiumani e dalmati. Restare significava essere tollerato, non poter battezzare i figli, asserviti. Che vita sarebbe stata sotto il regime comunista di Tito? Da quegli anni, era il secondo dopoguerra ad oggi, è passato molto tempo, ma ricordare è fondamentale e lo ribadisce anche il ministro Musumeci. Per troppo tempo è calato un interessato silenzio su quella tragedia delle foibe. Il treno del ricordo serve a restituire almeno una volta l'anno alla memoria di ciascuno di noi il ricordo e la consapevolezza di quella tragedia. Il treno resta in sosta qui alla stazione per tutto il fine settimana, un viaggio multimediale che dura mezz'ora, dove si tocca il dolore provato da chi ha vissuto tutto ciò. Io ringrazio gli organizzatori, l'amministrazione comunale, il collega Bodi che ha avuto il compito di coordinare le iniziative in tutta Italia. Sulla carrozza 4 ci sono i ricordi di una vita, da una bici ad un'immaginetta con il vespro del Corpus Domini. Siracusa è una città che ha voluto anche dedicare negli scorsi anni diversi momenti al ricordo delle foibe. Dentro questi sacchi le lettere degli studenti, le loro opinioni, perché è dai più giovani che bisogna partire per costruire un futuro migliore. E
adesso parliamo di Sanremo 2026, vince il festival Sal da Vinci che trionfa con il brano Per sempre sì, in un serrato testa a testa finale supera Saif in gara con Tu mi piaci tanto, terzo posto per Dito nella piaga che ha cantato Che fastidio, a cui va anche il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale, quarta Arisa con Magica Favola, quinti Fedez e Masini tra i favoriti della vigilia con Male necessario, allora anche il premio Bardotti per il miglior testo, mentre Fulminacci con Stupida sfortuna si aggiudica il premio della critica Mia Martini. Ciao Antenna Sicilia, siete nel mio cuore, anzi tutta la Sicilia nel mio cuore, non vedo l'ora di venirvi a trovare. Bene, adesso una pausa, a tra poco. Ed eccoci al calcio, Palermo in campo oggi alle 15 all'Adriatico contro il Pescara. Inzaghi dice siamo forti e dobbiamo continuare sulla strada tracciata. Sentiamo. Come dico sempre, noi siamo il Palermo, sappiamo che il destino è nelle nostre mani e chiaramente per vincere ci vorrà il miglior Palermo. Il miglior Palermo per sbancare l'Adriatico e approfittare del pareggio del Venezia a Bolzano. I rosanero, se dovessero vincere oggi pomeriggio contro il Pescara, arriverebbero a 3 punti dalla coppia di testa Monza e Venezia. Insomma, un altro passo avanti verso la promozione diretta. Il Pescara però all'ultima spiaggia, la formazione di Gorgone, ultima in classifica, ha un solo risultato da centrare se vorrà alimentare la speranza salvezza. Un altro esame importante, però insomma siamo pronti, sappiamo le difficoltà della partita, come tutti in Serie B ci ripetiamo ogni conferenza. Mi auguro che la squadra faccia una grande partita, per vincere ci vorrà il miglior Palermo, ma insomma la squadra da questo punto di vista non mi è mai deluso e mi auguro che abbia capito che le partite in Serie B sono tutte molto complicate. In difesa Peda viaggia verso una nuova maglia da titolare sul centro-destra, Bani non è al meglio, potrebbe toccare a Magnani. Jonsen sulla tre quarti sorpassa l'Eduaron, Palumbo e poi Ampalo sono i punti fermi che completano il reparto offensivo. Fischio d'inizio alle 15, trasferta vietata per i tifosi rosanero residenti in Sicilia. Beh, questo ci dispiace, io mi ripeterò sempre, non esiste calcio senza i tifosi. È chiaro che noi li avremmo voluti tutti al nostro fianco perché sono tifosi nostri che fanno la differenza, però cercheremo di mettere il cuore oltre l'ostacolo per regalargli una grande partita. In Serie C inizia un trittico di gare che può decidere il futuro del Catania. Si comincia alle 14:30 con la sfida alla Salernitana, diretta in chiaro e in esclusiva su Telecolor. Tonino De Mana. Lasciare il segno come persona, come professionista, come squadra e come gruppo. Questo ti porterà a raggiungere il tuo obiettivo. Ed il primo obiettivo è vincere a Salerno per poi giocarsi tutto, quasi, nel big match di giovedì contro il Benevento, attuale capolista del campionato. Si decide forse in queste 2 gare il futuro del Catania, che alla Reghi, senza il supporto dei tifosi, non può e non deve fare calcoli al cospetto di una squadra reduce dal cambio di allenatore. In panchina ci sarà Serse Cosmi, che sa già di andare ai playoff e quindi sfrutterà questi mesi per prepararli al meglio. Dal canto suo il Catania è ad un bivio, sa di non poter sbagliare, altrimenti l'unica possibilità anche per lei per andare in Serie B sarà quella dei playoff. Parola al campo, pochi dubbi in difesa per Toscano con Gherardi che potrebbe partire dall'inizio, a centrocampo i soliti interpreti con Di Noia che può insidiare Corbari, in attacco il ballottaggio è Lunetta Rolfini, out forte per un problema muscolare. Dicevamo, trasferta a Campana vietata ai residenti in Sicilia, in compenso si potrà vedere la partita comodamente sul divano. Salernitana Catania andrà in onda infatti su Telecolor in esclusiva ed in chiaro. Un'ora prima del fischio d'inizio il via di diretta stadio in versione maxi con i collegamenti della Reghi, la telecronaca e le interviste in anteprima. Appuntamento alle 13:30 per la diretta, alle 14:30 per la gara. Sconfitta del Trapani al Provinciale, vince per 2-0 l'Atalanta Under 23, superiore ai Granata sul piano del gioco e della tecnica individuale. Franco Cammarasano.
Giovane sì, ma smaliziata e superiore sul piano della tecnica individuale del gioco l'Atalanta Under 23 che dal provinciale porta via l'intera posta. Per il Trapani una battuta d'arresto che ne frena l'intento di scalare la classifica prima di conoscere il 9 marzo l'entità di un'altra penalizzazione. Da parte dei Granata tanta buona volontà ma poca incisività. Tutt'altra cosa sull'altro fronte, infatti dopo il sinistro alto di Celeghin, Galeotti al 22esimo deve uscire sui piedi di Federico Cassa per evitare il peggio. Nulla può però al 28esimo su un'azione da manuale dell'Atalanta finalizzata da Manzoni. Il Trapani impegna per la prima volta Vismara al 10° della ripresa con un gran destro di Stauciuk. Un minuto dopo è ancora Cassa a impegnare Celeghin che però capitola al 36esimo su una palla deviata da un difensore e terminata sui piedi di Cissé. La partita si chiude con un tiro di Levac al 94esimo, anche stavolta con Celeghin protagonista. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona domenica.